Lizzana-San Rocco. I padroni di casa vincono e conquistano la terza finale playoff di fila. Nelle prime battute il Lizzana controlla, poi si provano gli ospiti al quarto d'ora impegnando Versini. Al 20° arriva il gol. Vettori crossa dalla tre quarti, Giordani la manda di testa sul secondo palo. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Andreis che manda alto un pallonetto. Nella ripresa reagisce il San Rocco, ma il Lizzana rischia ancora il gol, con Sembrani miracoloso su Andreis. Al 77° Diabate prova con un tiro raso terra, ma Versini dice no, termina 1-0. Caurio inoltre Fersina. I biancoverdi passano il turno dopo il successo contro i perginesi. È proprio la formazione di casa a fare la partita e rischiare il gol in diverse occasioni. Ci prova per primo D'Agostin, ma il suo tiro finisce sul palo. Al 38° arriva il vantaggio. Su un suggerimento dalla destra Samuel Partel stoppa e tira non lasciando scampo a Groff. A inizio ripresa Vezzoli trova il pari, ma la Caurio non si scompone e trova il vantaggio al 65° con una bella azione di Eric Partel. Un plauso va anche a Fabio Manzetta, battagliero in campo come contro la leucemia. Termina 2-1. Paganella a mezzocorona. Con una vittoria netta i gialloverdi vanno in finale. Alla vis le squadre giocano e si divertono creando occasioni prima con Furlan per il mezzocorona, poi con Mongibello per i padroni di casa. Gli ospiti si impossessano del gioco e conquistano un rigore al 24° trasformato da Biada, al 7° centro stagionale. Nella ripresa i gialloverdi cercano il raddoppio, al 54° Furlan viene steso in area. Ancora dal dischetto Biada infila la doppietta personale e chiude di fatto la partita. Nel finale solo tanto nervosismo. Termina 0-2.